Allora intanto diciamo cos'è la DECO. La DECO vuol dire denominazione comunale, vuol dire una certificazione attribuita dal sindaco a una identità, è una carta di identità di un prodotto o anche di una manifestazione. Con l'attribuzione della DECO vuol dire valorizzare delle produzioni piccole di nicchia o delle tradizioni locali che si perdono nel tempo. Per avere una DECO bisogna avere almeno un prodotto che abbia un'identità storica di una trentina d'anni, quindi non è un'attribuzione di un prodotto nuovo, ma è qualcosa di legato alla storia e la cultura del paese. Noi siamo aderenti all'associazione delle DECO, siamo in una città aderente e adesso stiamo investendo come DECO la patata di Pagnano. Patata di Pagnano che ha una tradizione storica, conosciuta fino al 1870 almeno, le origini, e nel comprensorio dell'Asolano in quell'epoca si coltivavano circa 40 ettari a patate, in tutto il comprensorio dell'Asolano. Quindi la patata ha aiutato in momenti difficili la popolazione a sopperire anche a certe carenze di altri prodotti. Quando le annate andavano male con i cereali, la patata ha contribuito a dare una mano a sfamare queste popolazioni. Vogliamo valorizzare la patata di Pagnano nelle sue varie varietà, perché il luogo di Pagnano come tipologia di terreno dà origine, e anche grazie al microclima di questa zona, dà origine a una varietà e una qualità della patata molto interessante sotto un profilo gustativo. I produttori sono tutti piccoli produttori, fatta eccezione di un paio che hanno una dimensione piuttosto grandina, che riescono a commercializzare il prodotto in maniera interessante, ma ce ne sono molti altri che hanno delle produzioni familiari che stanno pensando di poter ampliare questa possibilità di vendita. Già col fatto che sia una DECO è importante perché se ne parla. L'obiettivo, abbiamo già ottenuto la DECO comunale, l'obiettivo di iscrivere questo prodotto DECO di Pagnano alla DECO regionale. Stiamo attuando l'iter per arrivare ad avere una DECO regionale, un albo regionale di prodotti. Un'altra caratteristica fondamentale per l'attribuzione di una DECO è che ci sia un qualcosa, una manifestazione, un riconoscimento storico nel tempo, e a Pagnano abbiamo la festa della patata, che è una festa importante, coinvolge tutto il territorio di Pagnano, e anche questa contribuirà sicuramente a dare una marcia in più per riuscire a vendere bene questo prodotto.